Raimond, darei la parola a Giacomo Scotti, il quale ci parla, come accennavo prima, del rapporto tra le due coste dell'Adriatico, per un poeta diciamo naturalmente in questo caso bilingue, e il titolo appunto del suo intervento è Un poeta per due lingue, le aporie della storia e la poesia come dialogo tra le genti. Grazie. Io naturalmente non parlerò di tutto questo, ma di una parte di questo, perché non mi sento, avrei dovuto parlare nell'ambito di questo tema della mia poesia tra due più lingue, dall'italiano in serbo e croato, delle mie traduzioni italiane dal serbo, croato, sloveno e macedone, ma non lo farò. E parlare invece della poesia della comunità italiana in Slovenia e Croazia come dialogo fra le genti. Dire che la poesia sia il mezzo più efficace per instaurare il dialogo fra le genti può sembrare veramente una banalità, ma è una grande verità. Lo dimostrano le biblioteche nazionali e universitarie di tutti gli stati, stracolme di antologie dei più celebri poeti di quasi tutti i popoli del nostro pianeta, tradotti in quasi tutte le lingue del mondo. Lo dimostrano i volumi bilingui e plurilingui di singoli poeti che hanno lasciato tracce indelebili nella letteratura mondiale dall'antichità ai nostri giorni. Mi vengono subito in mente, tanto per fare qualche nome, gli italiani. Mi riferisco un po' anche e soprattutto alla ex Jugoslavia, al territorio dell'ex Jugoslavia, dove sono molto, diciamo, popolarissimi, di Dante, Petrarca, Leopardi, Ungaretti, Montalo, gli americani Walt Whitman, Ezra Pound, gli inglesi George Byron, Thomas Eliot, i francesi Apollinaire, Prévert, l'ispano-americano Neruda, i tedeschi Heine, Rick, lo spagnolo Garcia Lorca, e così via, basta. Sono poeti che appartengono ormai all'intera umanità. Cercherò di dire cose meno note. Nella sola ex Jugoslavia, sul cui territorio cammino ormai da oltre 6 decenni, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, secondo alcune mie ricerche nei cataloghi delle biblioteche nazionali, quindi alla fine del secondo conflitto mondiale fino ai giorni nostri, sono state tradotte e pubblicate le opere di circa 700 poeti di 46 letterature antiche, moderne e contemporanee, armena, babilonese, greca e bizantina, vetero-ebraica, latina, persiana, inglese, francese, greca, moderna, italiana, ispano-americana, nordamericana, tedesca, russa, spagnola, ma anche araba, brasiliana, bulgara, ceca, slovacca, danese, estone, lituana, finlandese, fiamminga, georgiana, indiana, islandese, giapponese, cinese, ungherese, olandese, albanese, norvegese, neoebraica, polacca, romena, svedese, turca e ucraina. Per la poesia italiana si va dai capolavori che ho già citati, con Dante e Petrarca in cima, a quelli di Ariosto, Tasso, Leopardi, Carducci, Pascoli, D'Annunzio, Saba, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Pavesi e Sanguinetti. Nell'ormai lontano 1966, nella seconda metà di novembre, mi trovai a viaggiare con una ventina di poeti di tutte le regioni della Jugoslavia, sloveni, croati, serbi, bosniaci, montenegrini, macedoni, kosovari, per una tournée di recitazioni. Finimmo in una cittadina del Montenegro, Šarnik, che è nota non perché è grande, piccola, ma perché sta a circa 2000 metri di altezza, interamente ricoperta dalla neve. Alla fine dell'esibizione dei poeti salì sul palco un uomo sulla settantina, portava in mano una busla. Probabilmente conoscete cos'è la busla, uno strumento musicale popolare monocorde che serve ad accompagnare la recitazione di canti epici della letteratura orale. Ancora oggi sono gli Omeri in quella parte dei Balcani. Quell'uomo invece se ne servì per accompagnare la recita a memoria
nella versione serbo-croata dell'intera prima cantica dell'Inferno. Voi immaginate un paesino di forse 300-400 abitanti a 2000 metri di altezza, un montanaro qualsiasi, non un intellettuale che vi recita e accompagnandosi con la bussola Dante Alighieri. Lo fece, disse, per onorare l'unico poeta italiano presente nel folto gruppo degli ospiti. Aveva letto il manifesto, si era preparato per 2 giorni e recitò Dante. Quell'uomo non era appunto un intellettuale, era semplicemente un pastore che amava la poesia.